Stavolta non sono stati il vento e nemmeno la grandine a fare paura. In montagna l'attesa ondata di maltempo ha messo in moto le frane che la settimana scorsa avevano dato segnali di instabilità. La situazione più critica è il passo Tre Croci a Cortina d'Ampezzo, dove il movimento di detriti e fango a ridosso della regionale 48 ha costretto in via precauzionale l'evacuazione dell'omonimo albergo, di un bed and breakfast e di un condominio. Una settantina di persone sono state trasferite in una palestra di Cortina messa a disposizione dal comune. Stamattina la decisione è arrivata dopo il sopralluogo eseguito da un funzionario dei Vigili del Fuoco accompagnato dal sindaco di Cortina Lorenzi, dai tecnici del comune e dalla Polizia di Stato. I Vigili del Fuoco hanno iniziato il monitoraggio della frana e la strada è stata chiusa per il rischio di caduta massi. In mattinata in zona sono arrivati anche il comandante provinciale dei pompieri Antonio Del Gallo e l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Sempre nel comune di Cortina, colata di detriti ad Acquabona di Sopra con esiguo materiale fangoso sulla sede stradale. L'intervento di rimozione è stato tempestivo e non è stato necessario interrompere la 51 di Alemagna. Chiusa per colata di detriti anche la provinciale 33 di Sauris fra Casera Razzo fino al confine con la provincia di Udine e la 48 fra Rio Gere e il bivio Misurina. La pioggia persistente ha rimesso in moto i noti dissesti in comuni di Lozzo di Cadore, in particolare lungo la strada che sale a Pian dei Buoi e fra Pian dei Buoi e Auronzo. I tecnici della difesa del suolo della provincia hanno già disposto la pulizia in somma urgenza sulla strada che con molta probabilità sarà eseguita fra martedì e mercoledì. Interrotta per caduta piante anche la panoramica del Comelico fra Costa Lissoio e Costalta.